Quando ho deciso di vendere casa mia per la prima volta, mi sono affidato ad un collega. Sapete perché l'ho fatto? Perché ritenevo emotivamente di non essere in grado di controllare la situazione. Per un agente immobiliare controllare la situazione significa capire prima di tutto se il cliente ha ben chiare le procedure, in teoria cosa fare per vendere bene e per non avere dei disagi di vario tipo tra la decisione di vendere e il momento in cui la compravendita può avvenire. Allora, innanzitutto uno dovrebbe chiedersi perché vendo, vedere se è effettivamente in grado di vendere, che possibilità, che tempi e in quali modi vorrebbe concludere la propria compravendita. Solitamente oggi vendere un immobile corrisponde al fatto di dover poi o comprarne un altro o patrimonialmente gestirsi poi i fondi in qualche altro modo, per cui la cosa che non bisogna rischiare è di non portare in porto la compravendita o addirittura di creare dei pericoli, il fatto di creare dei danni. Pertanto, prima di tutto bisogna capire esattamente come avviene, a cosa è dovuta la proprietà di un immobile, quindi accertarsi dei titoli, cioè l'atto di proprietà, l'atto di compravendita, come lo si vuole chiamare, quel documento che attesta che io sono proprietario e in base a quale diritto, a quale tipo di atto questa cosa è avvenuta. Potrebbe essere avvenuta perché me l'ha lasciata mio papà e quindi una successione, me l'ha regalata quindi una donazione, tutti termini che adesso io non uso ma li chiamo in un unico modo l'atto di provenienza, come mi è pervenuta la proprietà di quel bene. Successivamente questo tipo di atto va controllato perché in esso sono contenute molti dei dati che servono per capire a che tipo di immobile ci si riferisce, quali sono le caratteristiche che questo immobile ha avuto nel tempo, dal famoso discorso del catasto, cioè dove un immobile prende il suo nome e il suo cognome, da che tipo di diritti è vincolato, se sono in un condominio, se sono per conto mio, se ho un pezzo di terra, se passano altri soggetti, in poche parole tutte quelle cose che si sanno, si vivono quotidianamente, ma poi alla fine non si ricorda, non si sa come si vanno a descrivere nel momento in cui c'è da identificarli in un pezzo di carta che si chiama il famoso contratto di compravendita. Bene, oggi per formulare un contratto di compravendita c'è sicuramente l'ente supremo che è il notaio, è quel tecnico, quel professionista, quel signore che rappresenta lo Stato perché fa sì che una compravendita determini il passaggio da un soggetto, il venditore, a uno o più soggetti, gli acquirenti. Quindi il notaio certifica che avvenga il passaggio di proprietà e che avvenga secondo una serie di comportamenti e di forniture di documenti che fanno sì che la compravendita sia sicura. Una compravendita è sicura quando contiene in sé tutti gli atti e tutte le certificazioni che lo Stato impone, ma che soprattutto l'acquirente ha bisogno di conoscere per dire ho comprato bene. Perché se l'acquirente ritiene di non aver comprato bene, si ribella, tenta di stoppare la compravendita e imputa al venditore dei problemi che lui non conosceva. Questo significa purtroppo in alcuni casi finire in una causa civile e dover parlare di danni. Perché ciò non avvenga, esiste anche una figura, che è quella che mi compete, dell'agente immobiliare, cioè l'intermediario, ma ancora prima il consulente. Perché vendi, cosa vendi, come vendi, quanto chiedi. L'agente immobiliare preparato, l'agente immobiliare che conosce il suo mestiere e che ha esperienza, mette in protezione le parti, cioè va a suggerire una valutazione che è la valutazione di mercato in quel momento. Cosa significa di mercato? Vuol dire che la gran parte delle compravendite avvengono intorno a quella quotazione per un tipo di immobile simile in questo periodo. Non si può parlare di 10 anni fa o fra 10 anni. Chi si appella a questo genere di pensieri si fa del male perché 10 anni fa c'era un altro mercato e fra 10 anni non lo sapremo mai. Nemmeno i più illustri, i soggetti più illustri che conoscono gli andamenti dei mercati possono sbilanciarsi nell'andare a fare affermazioni da qui a 10 anni. La fiscalità non è una cosa da poco messa vicino alle spese per fare un passaggio di proprietà, quindi bisogna capire se si è prima casa, perché in prima casa ci sono il massimo delle agevolazioni, e se invece sono beni a risparmio, beni da mettere a frutto, anche nella forma preliminare, nella famosa proposta d'acquisto che poi viene accettata, un venditore deve aver messo dentro tutte le componenti che riguardano, quindi, ripeto ancora, atto di compravendita, documenti urbanistici, cioè il permesso di costruzione, se c'è una difformità, se c'è un condono edilizio va segnato, quindi stare molto attenti a dire la parte urbanistica
è conforme, catastalmente l'immobile rappresenta lo stato della realtà, quindi le famose mappe catastali, le famose, i famosi riferimenti catastali devono essere perfettamente aggiornati. Il certificato energetico, cioè si chiama APE, attestato di prestazione energetica, va a qualificare energeticamente l'immobile, dice quanto consuma per essere scaldato o raffrescato. Anche questo è un elemento che non può mancare in una trattativa, ma che non deve essere un'imposizione dello Stato, perché sennò l'atto non va. Deve essere una qualificazione: capisco cosa compro in base a quanto consuma e quindi vado a pagare un immobile anche per quelle che sono le sue prestazioni energetiche. Continuando, ci sono la descrizione degli impianti. Se un fabbricato ha gli impianti tipo l'impianto elettrico, l'impianto del gas a norma, se è certificato che sono fatti, non so, ad esempio il certificato di prevenzione degli incendi per quanto riguarda i garage, se è recente, vuol dire che l'immobile è sicuro per la sua usabilità. Consapevolezza, chiarezza, trasparenza, l'agente immobiliare capace ed esperto la deve dare e il cliente, soprattutto il venditore, la deve chiedere in partenza e l'acquirente la deve reperire e ricevere al momento della chiusura di un contratto. Una caparra spesa male è una caparra triste, una caparra che rovinerà il piacere di vivere in quella casa dei sogni, per cui non dico essere molto lenti nel concludere le operazioni, dico essere oculati, dare fiducia all'agente immobiliare, perché di qualcuno ci si deve fidare, come ci si fida del medico, dell'avvocato, del commercialista, così ci si deve affidare ad un agente immobiliare che ha dimostrato di essere capace, esperienza e professionalità.